Proseguono a Genova gli interventi in preparazione alla demolizione del ponte Morandi. In queste ore si procede parallelamente con lavori che riguardano i due monconi, quello est e quello ovest. Per quanto riguarda la parte di Levante, stamattina sono iniziati i lavori nella zona rossa. La ditta incaricata ha iniziato ad assemblare ed installare le torri per mettere in sicurezza il moncone est, sopra via Porro e via Fillac. Si tratta di 6 torri modulari che vengono trasportate e smontate e poi vengono messe insieme in moduli da circa 6 metri di altezza ciascuno. Ciascuna torre ha una base di 3,5 metri. Le sezioni delle torri sono state montate con 2 gru della società Vernazza. Questa operazione di premontaggio delle sezioni è necessaria per montare poi successivamente le 6 torri che saranno utili per la messa in sicurezza dei tronconi di levante, ovvero quelli relativi alle pile 10 e 11 del viadotto. Per quanto riguarda il Moncone Ovest, proseguono le prove di carico che sono iniziate sabato e sono continuate anche nella giornata di domenica. I lavori vengono svolti con l'ausilio di 2 carrelli radiocomandati. Ciascuno è composto dal motore e da 6 assi per un peso di 31 tonnellate. Sono stati assemblati all'uscita della galleria che porta al viadotto Morandi, uno per ciascuna carreggiata. Sui carrelli sono state installate telecamere. L'operatore manovra a distanza un carrello per volta tramite un radiocomando, prima sulla carreggiata nord e successivamente su quella sud. Questo consente di poter misurare le deformazioni dei singoli impalcati del viadotto grazie ad un sistema ad altissima precisione. Per effettuare questo intervento è stato necessario chiudere Corso Perrone, una delle strade di collegamento fra la Val Polcevera e il centro di Genova, per evitare rischi. Tutte queste opere serviranno per iniziare a smontare il Moncone. La data indicata dal commissario alla ricostruzione Marco Bucci è quella compresa tra lunedì 21 e giovedì 24 gennaio.